Venezia, affitti calmierati al personale degli uffici giudiziari. Comune e Ministero della Giustizia provano a combattere la fuga dei dipendenti che colpisce la città. Tensione a Venezia in attesa del pronunciamento della Commissione europea sui finanziamenti al Bosco dello Sport. Per Brugnaro il partito del no ha un asse con Bruxelles. Il Partito Democratico lancia una campagna per chiedere alla Regione di abbattere i tempi di attesa, rispettare i criteri di priorità e garantire il diritto alla salute. Al via una raccolta firme. Con le indagini ancora in corso, sbagliato chiedere e tenere un consiglio comunale sulle violenze nella casa di riposo e scontro a San Donà di Piave tra sindaco e opposizioni. Marghera è chiusa da un anno e da allora la multisala di via Colombarà ha subito danni ingentissimi da parte di ragazzi minorenni. Qualche giorno fa anche un principio di incendio. Ancora un bagno nelle acque del centro storico. 5 giovani italiani ripresi con lo smartphone si sono immersi nel Rio Ognissanti ad Orsoduro ignorando il divieto. Aspettando la dunata degli alpini, domani dalle 21 in diretta dal Duomo di Motta di Livenza vivremo le emozioni alpine nei brani più suggestivi e indimenticabili con il coro dei cori. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna. Tra i temi dell'attualità in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. A Venezia il personale degli uffici giudiziari avrà appartamenti con affitto a prezzo calmierato. Comune e Ministero della Giustizia hanno siglato un protocollo unico a livello nazionale. A Venezia nessuno vuol venire perché è una città notoriamente più cara, quindi o diminuiamo i costi o aumentiamo gli stipendi. Comune di Venezia e Ministero della Giustizia hanno sottoscritto a Cafarsetti un protocollo d'intesa che assicura appartamenti in affitto a prezzi calmierati per il personale amministrativo degli uffici giudiziari. In Laguna l'amministrazione della giustizia è cronicamente sotto organico. Al momento mancano 80 unità, circa il 40% del personale. Dei 28 funzionari vincitori di concorso assegnati al distretto hanno accettato di venire a Venezia solo in 4. I vincitori dei concorsi non vogliono venire a Venezia per i costi proibitivi della città. E visto che gli stipendi del personale giudiziario non si possono aumentare perché di gabbie salariali non se ne parla, si diminuiranno i costi. A Venezia nessuno vuole venire a lavorare perché è una città molto disagevole e molto costosa. Non parliamo poi se una persona vuole addirittura acquistare un piccolo appartamento, la ristrutturazione costa il doppio rispetto alle altre zone perché devi portare tutto con la carriola. Questi sono problemi concreti che io ho vissuto sulla mia pelle perché avendo fatto per 40 anni il PM a Venezia, al di là che preferisco parlare di filosofia del diritto, però di queste me ne sono occupato. Al momento gli appartamenti disponibili nell'entroterra del Comune di Venezia sono una decina, ma bisogna coprire una trentina di domande. Il Comune si è impegnato a sollecitare e raccogliere anche la disponibilità di alloggi individuati da altri enti. Sarebbe un modello esportabile anche in altre zone della regione, per esempio Treviso, dove c'è un grosso carezzino? Sì, noi stiamo già progettando una regionalizzazione di questo protocollo. Naturalmente ci vorrà un po' di tempo, ma la via da seguire è quella. Restiamo a Venezia dove monta la tensione con Bruxelles. Il tema è quello del Bosco dello Sport. Questa tegola non mi serviva e non ho intenzione di polemizzare con nessuno. Io punto al risultato e spero che tutti capiscano. Poi i cittadini sono grandi e si ricorderanno di chi gioca contro questa città. In Comune ci si dice fiduciosi, ma il progetto del Bosco dello Sport di Tessera è entrato in una fase di stallo che la Commissione europea scioglierà solo tra un mese, rispondendo ad una domanda che divide le opinioni tra favorevoli e contrari. Queste decine di ettari di terreno corrispondono alle caratteristiche richieste dall'Unione Europea per accedere ai finanziamenti PNRR per il recupero di aree degradate? È un'area che non è ad attività agricola come qualcuno dice, è un'area che comunque di fatto diventerà un'area edificabile, dove oggi da piano regolatore il valore dell'area è previsto un mega centro commerciale, sono previsti alberghi, direzionale. In questo caso noi abbiamo tolto tutta quella cubatura, perché noi stiamo impedendo proprio la speculazione urbanistica lì, perché facciamo soltanto lo sport. Oltre alla costruzione di stadio e palazzetto dello sport a Tessera, i dubbi di Bruxelles sull'uso di finanziamenti del PNRR in Italia riguardano il restauro dello stadio Artemio Franchi di Firenze. A Venezia la realizzazione del Bosco dello Sport è un'operazione da 308 milioni di euro, di cui 93,5 da fondi del PNRR, il resto a carico del Comune. C'è un partito del no, che è legittimo, siamo in democrazia, ha tutti i diritti di dirlo,
Alcune cose non sono per niente vere, per cui andremo a spiegare meglio in Europa come sono le cose, perché poi però gli assi che ci sono tra alcuni personaggi qua di Venezia e quello che succede in Europa sono evidenti, l'abbiamo già visto in altri casi col Mose, con le navi, con le bonifiche, cioè sono movimenti attivi da sempre, c'è chi si legava sugli alberi perché non si facessero le potature. La cronaca, una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale nel tratto della 4 tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Trieste. L'incidente è avvenuto attorno alle 16:30 e ha coinvolto un'auto e un tir. L'automobilista è stato estratto dalle lamiere dei vigili del fuoco e affidato ai sanitari del SUEM 118, intervenuti anche con l'elisoccorso da Treviso. Le conseguenze alla circolazione sono state pesantissime. Parliamo adesso di sanità, liste d'attesa troppo lunghe e non solo. Il Partito Democratico lancia una raccolta firme. Nel 2022 su 29 milioni di prescrizioni mediche la Regione del Veneto ne ha erogate solo 16 milioni nelle strutture pubbliche. Questo significa che le altre 13 milioni di visite o analisi sono state effettuate in cliniche private oppure sono rimasti inevase. Rispetto al 2019, anno di riferimento pre-pandemia, le prestazioni mediche non evase sono aumentate di 1 milione. Il PD regionale parte da questi numeri forniti dalla 5ª Commissione regionale sanità per lanciare la sua mobilitazione a sostegno della sanità pubblica. Il tema centrale sono proprio le liste d'attesa. C'è una legge, che è la 124 del 98, che è chiara nel dire che nell'ipotesi in cui i tempi non vengano rispettati o quantomeno non venga data l'erogazione correttamente al cittadino che lo richiede sulla base di una prestazione medica firmata ovviamente dal medico di famiglia, il cittadino può rivolgersi all'USL, quindi alla dirigenza, e chiedere anche in via di libera professione intramuraria la prestazione con pagamento ovviamente a carico dell'azienda stessa. Una legge troppo poco conosciuta e così quasi un veneto su 2 è costretto a rinunciare alle cure o a rivolgersi al settore privato pagando di tasca propria per superare i tempi infiniti delle liste d'attesa. Ma anche la Regione Veneto ne è a conoscenza, noi abbiamo depositato una mozione dove ovviamente chiediamo non solo di pubblicizzare questa procedura perché non è automatica, ma anche di mettere un fondo a disposizione per eventualmente rimborsare le prestazioni. Gli altri punti su cui si concentra la campagna del Partito Democratico a sostegno della sanità pubblica sono la carenza di medici di medicina generale e quello di personale infermieristico e sanitario, soprattutto nei pronti soccorso, e la tutela della salute mentale. Noi non stiamo mettendo in discussione, non finirò mai di ripetere, il valore, l'eccellenza dei medici, degli infermieri, di tutti coloro che sono in grado di prestare un servizio, ma bisogna che i cittadini vengano nelle condizioni di poterlo ricevere, e quindi è un problema di organizzazione regionale che non è più di eccellenza. La salute è anche una questione di tempo molto spesso, e quando non ce l'hai puoi decidere di non curarti, però questo è un fallimento del sistema sanitario regionale che dovrebbe garantire l'uguaglianza dei diritti di tutti. Nei circoli Dem Veneti e online sarà possibile sottoscrivere la petizione. Torniamo a occuparci di quella che è stata definita come la casa di riposo degli orrori a San Donà di Piave e scontro tra sindaco e opposizioni. Un consiglio comunale inutile, lo ha definito così il primo cittadino di San Donà di Piave, quello convocato poche sere fa con all'ordine del giorno i maltrattamenti alla casa di riposo. Presenti 50 persone e altre 350 collegate in streaming. Tutti però, per avere chiarezza, dovranno aspettare la magistratura. Ci sono delle indagini in corso, molte cose non si possono dire, tant'è che la stessa azienda sanitaria e la Regione opportunamente hanno declinato l'invito per partecipare al Consiglio, pur avendo la responsabilità del controllo e della verifica delle strutture. È stato strumentalizzato e creato un palcoscenico lucrando sulla tensione e sulla sofferenza degli ospiti e dei familiari, per il quale io nutro il massimo rispetto e la condivisione. Sono accadute cose che sono indicibili e anche difficili da credere. C'è una responsabilità, questa verrà accertata e chi ha commesso dei delitti dovrà pagarne. Le opposizioni hanno polemizzato a lungo con il sindaco, che ha riconfermato il consiglio di amministrazione della casa di riposo. I familiari degli anziani hanno esposto uno striscione con scritto "Verità" per la casa di riposo, che però è stato fatto rimuovere perché non ammesso dal regolamento.
Ancora la politica, tappa mestrina per Mara Carfagna, rappresentante del Terzo Polo. In un incontro privato con Veni Sport Community ha affrontato vari aspetti relativi al porto di Venezia. Mara Carfagna è venuta a Mestre, dice, per ascoltare i problemi di chi opera e lavora nel porto. Una comunità, ricorda, che rappresenta molto per il Veneto e per l'Italia. 20.000 addetti, 1.500 imprese e una produzione che supera i 6 miliardi. E poi ci sono anche le criticità. C'è naturalmente bisogno di una manutenzione costante, c'è bisogno di garantire i dragaggi, gli escavi dei canali e quindi c'è bisogno di sbloccare il piano morfologico e il protocollo fanghi, ma c'è bisogno anche di garantire lo status di porto regolato al porto di Venezia, anche per assicurare la convivenza con il Mose che protegge questa città ma che crea qualche problema alle navi o agli operatori che devono bloccare la loro attività in presenza dell'operatività del Mose. Una particolare attenzione va dedicata al settore della croceristica, ha detto la Carfagna, e al decreto in vigore. Era un decreto di cui c'era bisogno naturalmente, ma comporta comunque delle conseguenze di cui abbiamo il dovere di farci carico, ha un impatto sul sistema economico e produttivo di quest'area di cui siamo consapevoli, quindi c'è bisogno di farsi carico dei problemi che ha creato. Restiamo a Mestre per raccontarvi la storia, la situazione nella quale versa la multisala di via Colombara. Da multisala cinematografica a multisala giochi, dove però il gioco è sfasciare tutto. È la fine che sta facendo a Marghera, in via Colombara, la multisala che fino alla crisi del cinema dovuta al Covid si chiamava UCI Cinemas e che poi ha riaperto a fine del 2021, ma per pochi mesi, acquistata dalla catena Notorious. Da allora l'enorme complesso, che ha ben 13 sale di proiezione, è abbandonato ed è stato il regno di ragazzi minorenni che ogni pomeriggio si ritrovavano all'interno e spaccavano tutto. I danni sono ingentissimi. La proprietà ha provveduto nelle scorse ore a bloccare tutti gli accessi con reti di ferro e lucchetti. Una situazione desolante che aumenta il degrado di una zona dove fino a qualche anno fa ci si andava a divertire. Sul posto c'è stato il sopralluogo dell'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce, del presidente della municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, con la polizia locale, i quali hanno chiesto alla proprietà di sbarrare gli accessi e di mettere in sicurezza lo stabile, inutilizzato da oltre un anno. Pochi giorni fa c'era stato anche un principio di incendio. I vigili del fuoco avevano trovato gente accampata, poi fatta allontanare. Maxi multe per i genitori di 2 ragazzi minorenni, vediamo perché. Guidavano senza aver mai conseguito la patente i 2 minorenni sorpresi a Massanzago dagli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo San Pierese. I 2, che vivono a Massanzago e Scorzè, vista la pattuglia, avevano tentato di allontanarsi cercando di far perdere le tracce in zona industriale, dove sono stati raggiunti e fermati. Essendo minorenni, sul posto sono stati invitati i genitori. Inevitabili e pesanti le sanzioni, le famiglie dovranno infatti pagare una multa da 5.100 euro. I 2 motorini sono stati sottoposti a fermo per 3 mesi. Vi mostro adesso queste immagini, un altro bagno fuori legge a Venezia, un gruppo di giovani, 4 ragazze e un ragazzo italiani è stato visto e ripreso mentre si immergeva nelle acque del Rio Ognissanti a Dorsoduro, un tuffo fuori stagione che, come è noto, ma forse non a tutti queste le immagini, è vietato a Venezia, una inutile esibizione della quale la città e i turisti non avevano davvero bisogno, e come sempre le vedete queste immagini diventano virali non solo in Veneto, non solo a Venezia, ma un po' in tutto il mondo. Parliamo adesso di noi, domani sera un importante appuntamento qui su Antenna 3. Immagini del Coro dei Cori nell'esibizione di Oderzo del settembre di 2 anni fa.
Penne nere con la mascherina a cantare la speranza per la fine del Covid. E domani sera il Coro dei Cori tornerà in diretta su Antenna 3 per un nuovo concerto. Aspettando l'adunata, il titolo della serata organizzata all'interno del Duomo di Motta di Livenza. Una scaletta che proprio per questo si aprirà, dopo il canto dell'Inno d'Italia, con 3 brani dedicati al sentimento religioso degli alpini. A seguire le penne nere intoneranno altri classici che ricordano i tanti scenari di guerra. Dalle vette dell'Adamello e del Grappa nella Grande Guerra al fronte russo per ricordare i tanti alpini dispersi che lì riposano ancora. Il culmine della serata sarà la premiazione del concorso Una canzone per l'adunata che ci porterà alle tante tappe degli alpini trevigiani che Antenna 3 seguirà con servizi e dirette, per arrivare a metà maggio a Udine con il 94esimo raduno nazionale e a metà giugno con la Triveneta di Belluno. Ma l'appuntamento di domani sarà il preludio di un'altra giornata alpina che Antenna 3 trasmetterà in diretta, il raduno sezionale del 15 aprile, con lo sfilamento lungo le vie di Motta di Livenza per giungere alla Santa Messa sul sagrato della Basilica della Madonna di Miracoli. Appuntamento quindi domani sera alle 21 su Antenna 3, da sempre la TV degli Alpini. Appuntamento come sempre da non perdere, come sono da non perdere le nostre previsioni del tempo. Da Venezia e dal Veneziano è tutto anche per questa edizione, buona serata. Bentrovati al meteo. Sabato si allontana la perturbazione e il tempo migliora, ma l'inizio di aprile si prospetta decisamente movimentato. Vediamo insieme il dettaglio. La grafica di sabato 1 aprile ci mostra che sarà più asciutto con tanto sole ovunque. Nel pomeriggio non si escludono tuttavia dei rovesci sui monti, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature in rialzo, minime tra 5 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 14 e i 21 gradi all'incirca, dunque molto gradevoli. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà piuttosto soleggiato, ma nelle ore centrali della giornata saranno possibili deboli piogge sparse in montagna e nelle zone circostanti. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Le nubi tenderanno a diradarsi e il tempo sarà soleggiato. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.